concerto, è l'ultimo concerto del Festival delle Orchestre Giovanili dei Conservatori Lombardi, e ovviamente avremo un intervento da parte del direttore del Conservatorio di Cremona, che ci onora della sua presenza, il maestro Giuseppe Caffi, a cui cedo subito la parola. Ringrazio tutto il pubblico presente in questa bellissima sala e faccio una piccola storia del Conservatorio di Cremona. Il Conservatorio cremonese ha una sua storia che pone le radici negli anni 70 del secolo scorso. La sua origine risale a quando un gruppo di musicisti cremonesi ebbe l'iniziativa di fondare una scuola di musica che, sostenuta dal comune e intitolato ovviamente al compositore Monteverdi, coltivava gli allievi che su base volontaria sceglievano di studiare uno strumento musicale, e tutto ciò con particolare attenzione all'insegnamento della musica per strumenti ad arco, vista la tradizione liutaria della città. Le classi nel tempo crebbero e i docenti in quel tempo facevano anche da supporto a quegli studenti che, non potendo iscriversi ufficialmente ad un conservatorio, sceglievano di sostenere da privatisti gli esami. Dalla sede di Piazza Lodi la civica scuola di musica si trasferì intorno agli anni 2000 nell'attuale edificio collocato in via Reale Colore. Dopo qualche anno e sempre con l'appoggio dell'amministrazione comunale, la civica scuola Monteverdi divenne istituto musicale pareggiato e successivamente dall'anno accademico 2022-2023 venne riconosciuta dal Ministero la statizzazione che rese l'allora istituto a tutti gli effetti conservatorio di musica. Dal lontano 2003, grazie a ottimi docenti, le classi e gli studenti gradualmente crebbero, dando anno dopo anno sempre maggiore visibilità all'istituto, sia sul territorio che fuori di giù. Alle classi inizialmente presenti se ne aggiunsero progressivamente altre, arrivando a tutt'oggi a una ventina di insegnamenti divisi tra strumenti ad arco, fiati, tastiere, chitarra, canto lirico e barocco, con l'aggiunta di varie e indispensabili materie complementari. Tenendo conto della riforma ministeriale degli studi musicali, iniziata ormai da più di 20 anni e non del tutto conclusa, i punti di forza per un qualsiasi conservatorio statale risultano essere la ricerca, come per le università, e la produzione, ossia l'attività musicale e la visibilità proposta sul territorio, mediante la programmazione di concerti e di svariate rassegne. Come già dicevo, grazie a validissimi docenti e a studenti di talento, il Monteverdi da alcuni anni a questa parte organizza e produce numerosi concerti con cadenza quasi settimanale, sia sul territorio cremonese che nelle principali sale della città, approfittando anche e volentieri di opportunità fornite da altri enti organizzatori, come nel caso odierno. Sono pertanto felice di ringraziare l'ente organizzatore di questa importante manifestazione, che vede coinvolte tutte le orchestre dei conservatori della Lombardia e che offre alle stesse la possibilità di esibirsi e di confrontarsi su un palcoscenico di prestigio di fronte a un pubblico qualificato e competente. Pertanto ringrazio di cuore il maestro Fabrizio Dorsi, mio carissimo amico e collega, che già dallo scorso anno ha invitato l'orchestra del Monteverdi a partecipare a questa stupenda manifestazione. Ringrazio il maestro Fiore, altro mio carissimo collega e soprattutto amico di vecchia data, che gentilmente sempre si rende disponibile a preparare con una dedizione quasi paterna i ragazzi che oggi vedrete e ascolterete. Voglio anche, come sempre, aggiungere un ringraziamento per i giovani musicisti che oggi interverranno, i quali, sotto la guida esperta del loro direttore d'orchestra e attraverso i suoi preziosi insegnamenti, avranno modo di approfondire di quella bella esperienza per imparare non solo la partitura, le varie entrate, le arcate, in su e in giù, i respiri e tutto ciò che riguarda l'interpretazione, ma soprattutto potranno imparare la disciplina del musicista, qualunque sia il suo ruolo. Disciplina che non è fatta solo di studio, di esecuzione, di intonazione, ma anche di rispetto reciproco, di puntualità alle prove e soprattutto di umiltà, perché a qualunque età, in tutte le cose, ma soprattutto nella musica, non si è mai finito di imparare. Buon ascolto!
lo scopo dell'associazione Alari è quello di dare un palcoscenico alle orchestre giovanili, in questo caso di avere un rapporto con i conservatori.
ringraziamo davvero tanto, perché questo è il terzo anno che veniamo e devo dire che ci sentiamo un po' a casa qui. Alcuni dei ragazzi, anzi colleghi presenti sul palco erano già venuti qui, alcuni sono nuovi, questo è meraviglioso perché vuol dire che le generazioni si rinnovano. E abbiamo parlato molto dell'Italia anche perché abbiamo visto Mozart come un campione alla fine dell'opera italiana, anche se non è italiano lui stesso, ma che cosa vogliono dire i confini, poco per niente. E Tchaikovsky con questa devozione verso questa forma, questo autore, e nell'elegia la melodia che lui ha usato è quasi identica al cantabile, fra l'altro la tonalità è la stessa Re maggiore, che Tchaikovsky usa nel movimento lento del suo sessetto per archi Souvenir de Florence, quindi non è un caso, l'Italia è presente anche in questo caso. Ma adesso sarà presente proprio in un modo ancora più definito, perché vi vogliamo salutare con una piccola gemma di Giacomo Puccini, uno dei tre, anzi il terzo dei tre minuetti per archi che lui scrisse in età giovanile, quando si preparava alla composizione della Manon, e quindi cercava di immergersi in questo mondo settecentesco, in questo mondo rococò, in questo mondo fatto anche un po' di salametti, di riverenze, di una cortesia, forse ogni tanto un po' manierata, ma che al giorno d'oggi piacerebbe ogni tanto che venisse e sentirete in questa breve pagina la capacità di scrittura anche contrappuntistica di Puccini, perché anche qui il gioco delle parti interne è veramente una delizia, e speriamo di restituirvelo salutandovi con il terzo minuetto in La maggiore di Puccini per archi. Grazie.
Grazie ancora al Conservatorio Monteverdi di Cremona.